È l'amore, l'amore, l'amore che ti fa camminare in tuo fuoco e non muore. È l'amore, l'amore, l'amore che ti può fare più male in un mare veleno e ti porta lontano, lontano e ti lascia per mano. Rento scuro in una strada tu sola, manca luce la luna. È l'amore, l'amore, l'amore che ti spezzi in niente tutto l'ossere in mano. È l'amore, l'amore, l'amore che ti fa camminare in coppe nuvole a mare. Poi per niente ti fa cadere in fondo a domore nei suoni. È lontana, lontana, tu sola, t'accompagna paura. E l'amore non viene se io chiamo, non è più roba tua. E l'amore non sente l'amore, ma tu chi straccia suona. Quando amore ti trasinte bene, fa più male e una dose veleno, non veleno che appanna i pensieri e te veste che spina. È l'amore, l'amore, l'amore fonne parole dinte lacrime amare. È l'amore, 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 la passione più forte è una stella che muore e ti struia e ti brucia i pensieri e ti scende lo suono. E guardando te rinte t'accorge che non c'è sta più nessuno. Non è più roba tua. E l'amore non sente l'amore, ma tu chi straccia suona. Quando amore ti trasinte vena, fa più male e una dose velena, non velena che appanna i pensieri e ti veste che spina. E te veste che spina. Bene, buongiorno a tutti da Antonio Romano. Abbiamo ascoltato È l'amore. La voce è quella di Peppe Ricciardi che è qui con noi, ospite quest'oggi a Radio Amore. Ciao Peppe. Ciao carissimi ascoltatori, ciao Antonio, ciao a tutti quanti, mi fa piacere stare qui con voi. Ecco, il piacere come sai è nostro, noi vogliamo bene ai Ricciardi, perché ovviamente oltre a Peppe vogliamo bene anche a Consiglia. Mi dai la possibilità, ne abbiamo ascoltato È l'amore, canzone molto bella che fa parte del tuo ultimo album, in effetti, ne vogliamo parlare un attimino? Diciamo che ultimo è una parola un po' difficile, cioè perché non è l'ultimo, è proprio il primo. Cioè, è il primo e l'ultimo sarà con me. Speriamo che non sia così, che sarà il primo di una lunga serie. E il primo quindi è un'opera prima, sì, è l'amore, il lavoro, tutto il lavoro Muse Amanti si basa sull'amore, che sia un amore verso la musica, che sia un amore verso l'amore che poi dopo vedremo, quella di Iside verso Siride,
L'amore in genere da 10.000 anni a oggi o da 20.000 anni a oggi nel termine più nobile possibile, l'amore per gli animali, per la natura, per il prossimo, insomma l'amore è un termine bellissimo, non a caso noi lo abbiamo scelto per contraddistinguere la presenza di una radio qui sul territorio, quindi voglio dire è un termine veramente bellissimo e ce ne vuole sempre tanto e non basta mai, sempre più. E no, è bella questa cosa di presentare l'amore a Radio Amore. Ti pare, insomma, è una cosa bella. È il terreno appropriato questo qua. Niente, dicevo, l'amore che è un sentimento, a differenza dei linguaggi, mettiamo tipo 20.000 anni fa si parlava una lingua, che ne so, una lingua arcaica, così come per esempio gli ebrei parlavano l'aramaico, oggi parlano l'ebreo, cioè le lingue cambiano, i momenti cambiano, ma l'amore è un sentimento che sarà sempre nei secoli a venire e passati sempre lo stesso. Quando c'è l'amore è un sentimento che non cambia. Ecco, parliamo anche del tuo amore per la musica. Io ti faccio una domanda che non ti ho fatto altre volte che sei stato ospite mio, cioè essere fratello di Consiglio Licciardi, che è mio parere personale la più grande cantante di classici napoletani contemporanea, è un peso, è un valore aggiunto, è un'opportunità, ecco, che cos'è? È sempre stato un valore aggiunto per me. Io ho sempre messo davanti lei, mi sono sempre messo dietro le quinte per far sì che lei facesse quello che ha fatto, sempre, tu lo sai, io sono sempre stato alle sue spalle. Col tempo amo ancora oggi e continuo a cantare e suonare con lei perché è la cosa più bella che mi sia capitata. Però ciò non toglie che a volte ti viene la sensazione di dire ma io posso fare anche qualcosa da solo, fammi vedere. Così come ho scritto i libri, così ho cominciato, perché poi queste canzoni qua che poi ho fatto in questo disco, che parlano tutte di amore, magari sono state presentate a Consiglia e lei ha detto guarda questa qua non è adatta a me, falla tu. Proprio stesso lei mi ha suggerito, ecco. Ma poi lei canta in questo all'interno disco. Di questo lavoro c'è la sua voce, diciamo, sia come canto che come controvoce. Che come controcanto, sì. Benissimo, e allora andiamo avanti ancora e parliamo sempre di questo CD, Peppe Licciardi, Muse e Amanti. Parliamo anche dei musicisti, perché tu ti sei avvalso, tu sei innanzitutto un musicista veramente bravissimo, maestro di musica, chitarrista, arrangiatore, autore, insomma chi più ne ha più ne metta, quindi Peppe veramente è un personaggio musicalmente rilevante nell'ambito della, della musica qui a Napoli e non solo, aggiungerei. Allora parliamo anche di coloro che hanno voluto, ecco, amabilmente collaborare in questo tuo progetto. Io voglio solo dire che io mi attorno sempre dei più grandi amici che ho sempre avuto da tanti anni. Vittorio Cataldi, che ha suonato la fisarmonica, ha suonato il pianoforte, ha suonato alcuni strumenti a tastiera. Franco Ponzo che quando lo chiamo risponde sempre presente, Mimmo Maionico, flautista meraviglioso che sta pure lui sempre presente, Salvatore Esposito, amico da quando avevo 5 anni, Peppe Quiriti al basso che già si è prestato, sì. Già si è prestato per altri dischi miei di Consiglia, Domingo Colasurdo, il batterista storico di Consiglia, Martina Vietri, Michele Gaudino ai violini, al violoncello. Devo dire grazie a tutti. È un bel lavoro che io vi invito appunto ad ascoltare. Attualmente Peppe, chi volesse, godere di questo bellissimo lavoro, cosa deve fare? A parte ascoltare Radio Amore, perché certo, Radio Amore sicuramente lo metterà nei suoi palinsesti e io sarò felice. Bisogna andare su Spotify oppure su YouTube, si trova ovunque perché è stato messo su tutte le piattaforme digitali, pure su Apple Music, tutte. Peppe Licciardi, trovate questo disco e ve lo ascoltate tutto quanto. Intanto, posso dire un'ultima cosa, mi sono dimenticato, io voglio ringraziare Guido Cusano che è stato un grande tecnico e mi ha dato una mano a capire quali erano i suoni giusti per il disco durante la registrazione.
Bene, questo è dovuto. Allora ascoltiamoci adesso un'altra canzone sempre tratta da questo lavoro, che è A dove se ne va o vient. Dopodiché andiamo in pubblicità e ci risentiamo subito dopo. Se ne va vient quando s'arroba tempo, quando i capelli nostri si vestono d'argento, è solo un momento che passa in niente, perché la bocca nostra chi sti vasa so sempre vasa ardente. A dove se ne va o vient quando s'arroba tempo, che corre, corre, corre sempre e non si ferma mai. Rinta si ispira argento, si è arravogliato tempo e resta nasti suon amara e non sparuta amante. Dove se ne va o vient, si sente freddo in cuore, che manca gusti vasa ardente, che la magia non sente. Amara, 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 amore, 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 sto bene cammaraia, me cielo cuore ambietta, mo è freddo e giura neve. Bene, rieccoci qua di nuovo in diretta, con noi sempre Peppe Ricciardi. Peppe, tu hai mangiato pane e musica da che eri ragazzino, ecco, come nasce questa passione in casa tua? Perché poi, voglio dire, la musica a casa Ricciardi è di casa, è a casa di dire. Niente, papà cantava, spesso io ho cominciato a suonare la chitarra proprio perché lui diceva: Peppe, tu mi devi accompagnare, allora faceva queste canzoni io con gli accordi tutti sbagliati, perché quando uno inizia si sbaglia, lo sai meglio di me, no? Anche tu sei un musicista, con gli accordi sbagliati cercavo di accompagnarlo, ma lui non mi diceva nulla, cioè nonostante gli accordi sbagliati era felice che io lo accompagnavo con la chitarra. Poi chiaramente dopo è venuto il conservatorio, ho cominciato a capire quali erano gli accordi giusti. Diciamo che hai studiato seriamente. Poi Consiglia è stato il mio primo esperimento, che subito dopo aver studiato poi gli strumenti e tutto il resto appresso, Consiglia gli comprai un cofanetto della Phonotype che stavano tutte cantanti antiche, Gilda Mignonetti, lei che stava in conservatorio a studiare canto lirico e lo faceva anche bene perché faceva delle belle cose liriche. Io dissi: Consi, guarda, se vogliamo fare qualcosa, questo cofanetto studiatelo tutto. Ecco.
E Consiglia studiava proprio, si è messa lì a studiare i fiati, gli accenti, ma dopo 6 mesi Peppe sono pronto, che mi fa? Ecco, e nasce la storia, la bellissima storia di Consiglia Licciardi, cantante non solo di classici. Io mi soffermo sui classici perché sono un appassionato, ma Consiglia ha cantato anche molto altro, e su questo c'è anche la tua mano fortissima. Ricordiamo il lavoro con i Gypsy Kings, King, ricordiamo insomma lavori più che vanno verso la musica etnica, che non su quella classica. Consiglia ha fatto 3 dischi di musica etnica molto 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 belli, li avevo scritti io, sia le musiche che le parole. Lei ha accettato ben volentieri e io sono rimasto orgoglioso anche di questa sua scelta. Badate, non ha scelto un altro autore, ha scelto me, e allora questa cosa mi rendeva ancora più orgoglioso. Forse l'ha fatto perché mi vuole bene. No, perché ti vuole bene, ma principalmente siamo in famiglia. C'ho una persona brava in famiglia, perché cercare altrove, insomma, quando uno ce l'ha a portata di mano il talento, quindi mi sembra giusto che sia andata così. Peppe, parliamo di Iside, il prossimo brano che faremo ascoltare. Hai parlato appunto di Iside, Iside è la storia di questo amore fra questa dea egizia e il suo fratello Osiride, un amore infinito, che poi succede un macello perché Set, l'altro fratello, invidioso di questo amore, tende una trappola a Osiride e lo fa uccidere e disperde i suoi pezzi in tutta la terra per non farlo, perché poi Iside, essendo anche la dea della morte pure, se riusciva a ricucire tutti i pezzi era capace di rimetterlo in vita, e quindi fa questa cosa. Lei alla fine riesce a trovare tutti i pezzi, ma addirittura nella cintura di Orione, ma per tutta una storia. Ho scritto questo pezzo Iside. Subito dopo il numero 3 della traccia ci sarà Osiride. Iside è lei che parla, è come se fosse lei che parlasse in questo brano, mentre Osiride c'è un raccontastorie ed è in italiano. Benissimo, ascoltiamo allora Peppe Licciardi, Iside. Che fra tante anime ti troverò, io che fra 1000 voci ti sentirò, io che ho vissuto sempre all'ombra della luna, sotto il sole andrò, e attraversando il deserto ci riuscirò. Io che fra 1000 sogni ho sognato te, io che fra 1000 anni ancora ti amerò, io che ho vissuto sempre aspettando te, non mi fermerò. Nella tempesta di sabbia camminerò. E allora tienimi vicino a te fino a che schiare i giorni, io non dormirò. 1000 parole ancora e ancora canterò per te fino a che il mare si illuminerà, e 1000 note di notte nell'aria, silenzi pieni di melodia. Io mi ricorderò delle tue mani, una magia di note fra le tue dita, e ti rincorrerò fino alla stella più lontana, in un pianeta sperduto nel tempo ti troverò. E allora tienimi vicino a te fino a che schiare i giorni, io non dormirò. 1000 parole ancora
parte fino a che il mare si illuminerà. E 1000 note di notte nell'aria, silenzi pieni di melodia. Benissimo, rieccoci qua di nuovo in diretta, siamo nella parte finale di questa chiacchierata con Peppe Ricciardi. Peppe, ovviamente noi quando chiudiamo le interviste parliamo anche di progetti futuri. Tu sei ovviamente un vulcano di idee, di iniziative. Per esempio recentemente ci siamo incrociati perché una ragazza molto brava, un bel talento, che è Alessia Moio, praticamente era in difficoltà perché doveva mettere giù la musica di una canzone che era stata commissionata, diciamo, da un gruppo, diciamo, culturale di Baia Domizia. Disperatamente tenta l'ultima carta, Peppe Ricciardi, adesso che in 448 è nata questa canzone, no? Sì, innanzitutto saluto lei e questa ragazza, che è una carissima amica, pure lei diplomata in mandolino in conservatore, molto brava. Solitamente se le musica lei, oppure magari niente, praticamente una mattina disperata mi manda un testo, dice: Peppe, per favore aiutami, non riesco a trovare una musica adatta a questo testo, qualsiasi cosa faccio. Io dissi: vabbè, ci provo. 10 minuti dopo al telefono, che dice: mi piace così, ma è perfetta, è perfetta. e quindi continuai su quella linea e ci diedi il pezzo dopo una mezz'oretta. Peppe, tu sei anche arrangiatore, ecco, vogliamo spiegare a coloro che ci ascoltano l'importanza di questa figura. Molto spesso, sai, il termine stesso fa pensare ad un non competente, uno che si arrangia, insomma, cosa fa l'arrangiatore? L'arrangiatore è una cosa molto particolare, in quanto l'arrangiatore, avendo le armonie del pezzo, che sarebbero gli accordi, da queste armonie e con la voce che ci canta sopra, deve creare dei contrappunti oppure delle melodie sotto la voce che fanno in modo che non si frappongono alla voce, non gli danno fastidio. Per dire, posso fare un esempio: tu sei una cosa grande per me, la risposta, per dire, risposte, oppure le stesse armonie che magari nel pezzo normalmente sono naturali, tu ci metti una settima nona, ci metti un accordo un po' più particolare, e la bellezza, la batteria che entra in un determinato, l'arrangiamento per esempio di un pezzo di un Stevie Wonder che è bello e buono, tra la batteria, e quelle sono tutte chicche che l'arrangiatore fa sì che poi magari un buon arrangiamento rende il pezzo ancora più bello. Volendo fare un rapporto con come dire, l'abbigliamento e il sarto, praticamente. Esattamente. Giusto? Quindi scegli anche gli strumenti. Poi devi scegliere gli strumenti, ma un buon arrangiamento, ripeto, un cattivo arrangiamento rende un pezzo bello pessimo, un buon arrangiamento rende un pezzo così e così, un pezzo di grandissimo successo. Peppi, parliamo, ecco, in ultimo di quelli che sono i tuoi progetti più immediati. I miei progetti più immediati sono questo qua devo stampare questo lavoro, devo trovare qualcuno che si impegna proprio a stamparlo fisicamente, perché esiste su tutte le piattaforme digitali ma non è stato ancora stampato. Per quanto riguarda le altre cose, io ci avrei dei progetti nel cassetto per Consiglia, però anche lì è complicato, perché Consiglia pure lì oggi come oggi non si trova un discografico che si impegna a dire fa entrare Consiglia 15 giorni in sala e facciamo questo lavoro.
allora significherebbe comunque spendere soldi e ci sono dei progetti nel cassetto, però se mi propongono, dice apri il cassetto, io lo apro e È pieno di idee. Ci stanno le idee. Trabocca di idee, quindi si tratta semplicemente, aggiungo con un piccolissimo pizzico di polemica, che chi di dovere si svegli dal sonno e dia merito a chi merito ce l'ha. Insomma, qui veramente quando parliamo, ecco, voglio dire, di Consiglia, io sono arrabbiatissimo perché Consiglia è un patrimonio veramente della canzone napoletana, un patrimonio. Non si può lasciare così nell'armadio e lo teniamo chiuso, perché obiettivamente sarebbe vantaggio alla collettività se si ritornasse a quelli che erano i fasti passati di Consiglio Ricciardi, che voglio dire apprezzava un mondo intero, che girava in giro per il mondo con grandissimo successo e grandi consensi. Peppe, speriamo anche che ci sia qualcuno che ci sta ascoltando, che abbia un po' di sensibilità. Peppe l'ha detto in maniera velata, io dico in maniera più chiara: cerchiamo uno sponsor per poter pubblicare, anche fisicamente e materialmente, un po' di CD. Ecco, se ci siete, battete un colpo. Grazie. Peppe, io ti ringrazio di essere stato qui con noi. Ovviamente, come abbiamo detto, le tue canzoni cammineranno qui sulle frequenze di Radio Amore e Radio Amore Napoli. Speriamo, ecco, se sono rose fioreranno. Io voglio ringraziare sempre Radio Amore ed è sempre attentissimo, come tutta la struttura, alle cose della famiglia Licciardi, alle produzioni nostre, compreso i libri che ho stampato, e quindi veramente Radio Amore fa parte ormai della mia vita e della mia famiglia. Grazie a Radio Amore. Veramente bella questa tua dichiarazione pubblica, io sono felicissimo veramente, e lo dico a nome di tutto lo staff di Radio Amore. Peppe Licciardi, grazie, alla prossima. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ti mancherà l'amore che ti do, ti mancheranno i sogni che farò nelle mie parole, che non ascolti mai. Sarà più vuota questa vita tua, rincorrerai i ricordi che non hai nelle tue parole, che mi hanno fatto male. E passeranno gli attimi di me, quelli che tu non hai capito mai, come una melodia. E come l'acqua segna la pietra, il tuo cuore segnerò. E come neve al sole piano scioglierò. Ti mancherà, vedrai, la mia poesia, l'amore che non hai voluto mai nelle mie carezze, che tu ricorderai. Quando mi cercherai non ci sarò, non puoi giocare con la vita mia, non lo permetto mai. E tu l'hai fatto, sai. Ne passerà del tempo prima o poi, ti mancherà il mio sguardo dentro te, come una melodia. E come piuma al vento lontano, il mio sogno volerà. E questa musica magica mi aiuterà. Passeranno gli attimi di me, quelli che tu non hai capito mai, come una melodia. E come piuma al vento lontano, il mio sogno volerà.
e questa musica magica mi aiuterà.